torniamo in diretta, eccoci qui, come abbiamo detto. Allora abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni il professor Alberto Zago, che salutiamo. Buon pomeriggio, professore. Buongiorno, grazie a lei Marisa per l'invito. Ecco, allora come dicevamo è un grande capitolo di storia, molto vasto, poi insomma tante motivazioni che ci sono state, ed è la domanda che probabilmente ci siamo fatti tutti, insomma, come mai è caduta la Repubblica di Venezia dopo 1100 anni, insomma 11 secoli circa. Allora Alberto, qui insomma incominciamo, non so, dal quadro generale di quel momento, siamo fine Settecento, ecco, che situazione avevamo, Alberto? Ma allora guardi, sì, oggi tocchiamo una delle pagine che lasciano più l'amaro in bocca un pochino a chi ama la storia di Venezia, del Veneto, tanti storici che hanno approfondito la questione, perché ricordiamoci che la storia della Serenissima è una delle parabole politiche più longeve che ci sia mai stata nella storia, perché come diceva giustamente lei sono esattamente 1100 anni di storia. Volendo possiamo cominciare da una data, il 697, quando venne nominato o eletto il primo doge, Paoluccio Anafesto, e poi via via senza soluzione di continuità tutti i 120 dogi fino all'ultimo, quando correva quel giorno, no, di cui parleremo, il 12 maggio del 1797. 1100 anni di storia per 120 dogi che si succedono ininterrottamente. Ecco, se prestiamo un attimo di attenzione, non esistono nella storia altre parabole così longeve, perché se pensiamo all'impero romano gli imperatori sono stati meno, se pensiamo ai sultani ottomani ancora meno, ai monarchi inglesi. L'unica istituzione un po' sui generis che ha fatto meglio della Serenissima è stata, come ripeto spesso, la Chiesa Cattolica. Papa Leone XIV è il 267° Papa. Però dopo la Chiesa Cattolica, che ripeto ha tutta una sua storia particolare, c'è Venezia con 120 dogi. Ecco, una parabola straordinaria che nelle parole che cito spesso del suo ultimo grande storico ufficiale, perché la Serenissima aveva anche degli storici ufficiali, l'ultimo si chiamava Francesco Donà, è una parabola che può essere scandita in 3 grandi momenti. Una prima fase aperta ai commerci, una seconda fase secolare alle conquiste e una terza fase, diceva il Donà, dedicata alle difese. Forse se ne dimenticava uno, forse voleva dimenticarsi una fase, una quarta, in cui addirittura Venezia rinuncia a difendersi, perché nell'ultimo secolo della sua storia, quindi parliamo del Settecento, di fatto Venezia è così indebolita che decide di abbracciare una politica che le consente di sopravvivere ancora un po', ma tendenzialmente suicida, della neutralità disarmata, sperando di poter contare solo sulla forza del diritto e sulla capacità diplomatica e sull'equilibrismo internazionale per poter sopravvivere. Tutte cose in cui era anche molto ferrata la Repubblica, ci mancherebbe, però dimenticò strada facendo un aspetto essenziale che dopo risultò cruciale, che il diritto e la capacità diplomatica lasciati a sé stanti rischiano facilmente di essere sopraffatti con la forza, evidentemente, per cui il diritto senza una forza capace di sostenere il diritto è destinato facilmente a soccombere. Cito un'immagine, pensiamo all'immagine classica della giustizia, no? C'è una donna che con la sinistra tiene la bilancia, e la bilancia è segno di equilibrio, di giustizia, di eguaglianza di trattamento, ma nella destra generalmente tiene una spada. A dire che cosa? Che la spada senza la bilancia è la forza bruta, è una forza barbara, ma la bilancia senza la spada è sì il diritto, ma un diritto incapace di difendersi. E un diritto incapace di difendersi genera a sua volta ingiustizia, quindi è autocontradittorio. Insomma, ci vuole sia la bilancia che la spada. A un certo punto Venezia, per una serie di ragioni che adesso approfondiremo, decide di rinfoderare la spada e confidare sul diritto e sulla diplomazia. Ci riesce per diversi decenni, ma quando arriva Napoleone, che del diritto internazionale si chiamava diritto delle genti, noi lo chiamiamo diritto internazionale, della parola data e scritta o verbale che fosse, non gliene interessava assolutamente nulla. Ecco, per Venezia ormai suonavano le campane a morto. Ecco, questo a livello introduttivo. Diciamo che il declino
di Venezia probabilmente comincia nel secolo precedente, nel XVII secolo, perché quel secolo, il 1600, generalmente è chiamato dagli storici il secolo di ferro per la Serenissima, perché dovette affrontare una serie di sfide che la sfibrarono totalmente e la lasciarono molto impoverita sia da un punto di vista militare che demografico. Dovete affrontare 3 grandi guerre. Sì. Una prima guerra abbastanza secondaria è la guerra di Gradisca o degli Uscocchi, non è molto famosa, durò un paio d'anni, siamo 1615-17, c'erano dei pirati, gli Uscocchi, che infestavano l'Adriatico, erano appoggiati dalla potenza politica antagonista di Venezia, in quel caso di gli Asburgo, e la cosa venne risolta militarmente con degli scontri militari in Friuli, appunto al confine tra la Venezia e l'impero, e il pericolo degli Uscocchi viene sgominato. Ma il grosso problema, ne avevamo parlato già in un'altra trasmissione, sicuramente ricorderà, certo. Fu la guerra di Candia, certo, naturalmente, quella certo. Fu la guerra in assoluto più devastante che dovette affrontare Venezia. Con Candia intendiamo Creta, l'isola di Creta, che era dal 1200 veneziana, ancora oggi si possono vedere palazzi, fontane, infrastrutture, un arsenale, insomma l'impronta veneta è molto forte. Quella fu una guerra sfibrante perché i turchi attaccarono l'isola, nel giro di poco conquistarono diverse città fino a quando posero l'assedio alla capitale, che si chiamava proprio Candia, la città di Candia, che diede il nome all'intera isola. E pensate che quell'assedio durò 24 anni, dal 1645 al 1669, e lì Venezia giocò tutto se stessa. È una piccola città che cercava di tenere testa a un impero enorme, quello ottomano, riesce a tenerlo in scacco per 24 anni perché sul mare aveva la supremazia Venezia, però da un punto di vista quantitativo i turchi erano superiori, ed è probabilmente l'assedio più lungo della storia, insomma, perché 24 anni, forse un pochino meno la città 22, però complessivamente la guerra durò 24 anni di assedio, sono un qualcosa che difficilmente si registra. E in quell'occasione Venezia e soprattutto i patrizi si difesero con le unghie e con i denti, perché ricordo che i patrizi veneziani per molti secoli erano caratterizzati da un forte senso patriottico, no? Questo significava che se bisognava sacrificare qualcosa del proprio, tempo, denaro, energie o anche la stessa vita per il bene comune della patria e dello Stato, molti lo facevano. Diciamo che la mentalità era che era il patrizio a servizio della patria, non la patria a servizio del patrizio. Questo era un po', dopo per carità con tutte le eccezioni del caso, però è sempre stata riconosciuta alla classe dirigente veneziana una grande capacità di sacrificarsi per il bene pubblico, e infatti a Candia hanno combattuto anche i patrizi, non mandavano solo i mercenari o gli altri, e ne muoiono circa un quarto di tutti i patrizi che affollavano il maggior consiglio, circa un quarto, quindi più o meno 300, poi morirono anche sulle mura di Candia, e quello fu un colpo durissimo da assorbire perché si dovette riaprire il libro d'oro e integrare le famiglie che si erano estinte con altre famiglie che potevano accedere dietro pagamento, però non ci fu mai una compensazione vera e propria, e da quel momento in poi Venezia comincia a subire i contraccolpi, insomma, delle perdite subite. Lentamente però, perché poi ci fu un'altra guerra alla fine del 1600, questa in qualche modo insomma gloriosa, fu la prima guerra di Morea, dove si distinse Francesco Morosini, che già si era distinto a Candia. Dura circa 15 anni, siamo nell'ultimo quindicennio del 1600. I turchi avevano assediato Vienna e ci mancò un pelo che riuscissero ad espugnarla, ma arrivano i polacchi di Sobieschi con gli ussarialati che caricano dal Kahlenberg, e i turchi scappano, e immediatamente 4 grandi potenze europee, stimolate dal Papa Innocenzo XI, si alleano e cercano di incalzarli nella loro ritirata. Ecco, questa grande coalizione partecipa anche Venezia, con Francesco Morosini, i quali veneziani riescono poi dopo diversi anni addirittura a riconquistare, perché era già loro, il Peloponneso, la Morea, si chiamava la Morea. E quindi proprio nel 1699 terminava quel secolo durissimo,
però terminava tutto sommato con una vittoria, con la pace di Karlowitz, nella quale Venezia poteva riacquisire finalmente alcuni territori. Però era il canto del cigno, perché già nel secolo successivo, che pure fu caratterizzato da molte guerre europee, si poté notare che Venezia, la tendenza di Venezia e poi anche la prassi veneziana era quella di defilarsi. Quando le grandi potenze scendevano in campo, Venezia si rendeva conto, come disse quel grande erudito veronese Scipione Maffei, di essere un po' un vaso di terracotta stretto tra tanti vasi di ferro, no? Per cui se fosse stato il vaso di terracotta a premere sul vaso di ferro si sarebbe rotto, se i vasi di ferro avessero fatto pressione il vaso veneziano di terracotta si sarebbe rotto ugualmente. Bisognava riuscire a gestire un equilibrio molto precario per mantenere l'equidistanza, e questo lo si vede già subito, perché il secolo successivo, quindi il 1700, si apre con la guerra di successione spagnola. Ci saranno diverse guerre di successione in Europa. In sostanza era morto l'ultimo Asburgo spagnolo, questo Carlo II, e le grandi potenze si contendevano il pretendente. Ciascuno voleva naturalmente piazzare il proprio rampollo, no? Quello con cui dopo avrebbe potuto stringere politiche d'alleanza. E insomma, in buona sostanza abbiamo la Francia da un lato con alcuni alleati e gran parte dell'Europa, compreso il Sacro Romano Impero, dall'altro. E a noi perché interessa? Beh, è molto emblematica questa guerra di successione spagnola, perché austriaci e francesi nei vari teatri di battaglia combattono anche in Lombardia, perché in quel momento la Lombardia era, almeno per metà, era spagnola, mentre la Lombardia orientale, Bergamo, Brescia, Crema, era veneziana. E allora combattono in Lombardia, austriaci e francesi, ma per giungere a combattere in Lombardia bisognava attraversare il territorio di San Marco, della Serenissima. Venezia proclama subito la neutralità armata, che significa che non avrebbe partecipato alla guerra, ma metteva sul chi va là chiunque, perché aveva un esercito pronto a intervenire per difendere i propri confini, i propri interessi, il proprio territorio. Ecco, si mostrò il bluff tutto sommato, perché per anni le soldatesche e forse anche le soldataglie, insomma, austriache e francesi attraversarono il territorio di San Marco commettendo ogni tipo di malefatta sugli uomini, sulle donne, per combattere, per incontrarsi, diciamo, più o meno a metà strada e combattere in Lombardia. E San Marco non ebbe la forza per mantenere fuori dai propri confini questi eserciti, e la cosa per debolezza naturalmente, e perché aveva paura che cacciando un contendente sarebbe stato coinvolto nella guerra e dopo non avrebbe più avuto i mezzi per uscirne. E al tempo stesso, durante quella guerra, Venezia perse anche di fatto il dominio su quello che fino a quel momento si chiamava Golfo di Venezia, e cioè il Mar Adriatico, almeno l'Alto Adriatico. Perché cosa succedeva? Che gli austriaci, per mandare i soldati a combattere in Lombardia, facevano partire delle navi da Trieste, da Fiume, e giungevano fino al delta del Po, risalivano il Po e poi scaricavano i soldati in Lombardia, dove dovevano combattere. I francesi se ne accorgono naturalmente e cercano di prevenire il danno, e quindi anche i francesi, in quel momento il re era ancora il re Sole, tra l'altro Luigi XIV, mandano una flotta a pattugliare l'Adriatico per impedire che gli austriaci risalissero il Po. Però in queste manovre ci sono degli scontri e ci sono dei continui sconfinamenti sempre più vicini, tra l'altro al Lido, alla laguna veneziana, cosa che era impensabile fino a pochi anni prima, perché Venezia dominava almeno su tutto l'Alto Adriatico, non solo sulla laguna e sul Po, ma ben più a sud. E i veneziani si lamentano, i baili, cioè i diplomatici veneziani si lamentano presso il Re Sole dicendo che i francesi violavano costantemente la neutralità, e la risposta del re francese fu estremamente significativa. Lui disse: se voi siete neutrali dovete essere neutrali per tutti, e se voi non avete la forza per imporre la neutralità nei confronti dei miei nemici, cioè in questo caso gli austriaci, io non posso rispettare la neutralità lasciando al mio nemico un vantaggio strategico così importante. La neutralità la violo anch'io. Certo. E quindi o siete abbastanza forti, e qui si tratta proprio di forza militare, non di volontà politica, o siete abbastanza forti per presidiare i vostri confini e mantenere uno status quo uguale ed equilibrato per tutti, e se no veniamo a combattere, certo, dove dobbiamo combattere.
Ecco, questo fu il segnale della vera decadenza veneziana, perché in questo momento ci si rende conto che sì, Venezia avrebbe ancora potuto sopravvivere a livello diplomatico, ma solo di fatto se i suoi vicini gliel'avessero concesso, perché non aveva più la forza per opporsi. E dopo nel 1700 ne succederà un po' ancora di tutti i colori, perché c'è un'ultima guerra con i turchi ed è la settima. In tutta la storia ci sono state 7 guerre, pensate un po', tra Venezia e l'impero ottomano, e l'ultima è proprio quella che si consuma tra il 1714 e il 18, che è la seconda guerra di Morea. E cosa succede? Che finisce la guerra di successione spagnola, i turchi pensavano che gli austriaci, avendo combattuto per 15 anni, fossero indeboliti, non avessero la forza. Venezia aveva dimostrato di essere debole, ci provano, vogliono riprendersi il Peloponneso e dilagare un pochino nei Balcani. Venezia e gli austriaci si rialleano e riescono sostanzialmente ad arginare il pericolo turco, però in 2 settimane, 2-3 settimane, i turchi si riprendono tutto il Peloponneso veneziano. Teniamo conto che il Peloponneso era stato fortificato, ancora oggi chi va in Grecia trova delle fortificazioni veneziane bellissime, stupende, un'ingegneria militare di straordinaria caratura, però il problema è che se non ci sono gli uomini per difendere le mura non si difendono da sole. Certo. E quindi in pochissimo tempo, senza quasi neanche combattere, Venezia riperde nuovamente il Peloponneso fino alla pace di Passarovitz del 1718. E dopo lì le cose, diciamo, si scende per una china inclinata, perché le cose cominciano piano piano a peggiorare, step by step. L'anno successivo, nel 19, gli Asburgo, vedendo che Venezia ormai era debole, cosa fanno? Creano il porto franco di Trieste. Trieste era già un porto, però lo si voleva mettere nelle condizioni di concorrere e superare commercialmente, non militarmente, commercialmente quello di Venezia, e quindi l'imperatore Carlo VI lo istituisce Porto Franco, il che significa che le merci potevano approdare e partire senza pagare dazi, il che naturalmente per i commercianti era un'ottima cosa, per cui se si doveva approdare da qualche parte è meglio approdare dove non c'erano tasse da pagare. E dopo anche il pontefice ci prova, poco dopo, nel 1732, anche Ancona, che era territorio papale, diventa un porto franco. Venezia riesce comunque a mantenere degli ottimi introiti commerciali, però è chiaro che cominciava un po' ad essere accerchiata, no? Militarmente, politicamente, adesso anche commercialmente. Le potenze vicine osavano dove nessuna potenza aveva osato fino a pochi decenni prima. E se vogliamo, un'ultima guerra che ci restituisce un po' il clima della debolezza del tempo è un'altra guerra di successione, questa volta la guerra di successione polacca, perché anche qui siamo negli anni 30 del 1700, il problema è il solito, muore un re, in questo caso era Augusto II, le varie potenze litigano per poter designare il suo successore, e Venezia rimane neutrale, anche se l'occasione era ghiotta, perché siamo nel 1733-34, in quel momento gli Asburgo dominavano sul Ducato di Milano, quindi nel nord Italia, ma avevano preso possesso anche del Regno di Napoli, e per cui la morsa su Venezia piano piano andava stringendosi, però in quel momento gli Asburgo stavano perdendo una serie di battaglie a favore dei Borbone, francesi e spagnoli, e quindi subito giunge in laguna una proposta da parte dei Borbone di allearsi, perché era nel vantaggio anche di Venezia respingere la minaccia asburgica più a nord possibile, e nonostante quell'occasione ghiotta, ancora una volta il Senato rifiuta la proposta e con il doge, prima Carlo Ruzzini, poi Pisani, proclama la propria neutralità. E attenzione, prima neutralità armata, ma già dopo pochissimi anni quella neutralità armata diventa neutralità disarmata, ufficialmente, non de facto, ufficialmente disarmata. E questo per motivi, diciamo in questo caso, squisitamente economici, perché, cito solo un dato, in quegli anni più o meno gli introiti della Repubblica ammontavano a 5 milioni di zecchini all'anno, quindi erano degli ottimi introiti. Il problema era il debito pubblico. Il debito pubblico era 15 volte superiore, ad un certo punto ha toccato la cifra, quindi introiettava 5
e doveva ai propri creditori 15 volte tanto, e quindi era un debito pubblico che rischiava di far collassare lo Stato, di farlo andare in bancarotta. Le spese militari incidevano circa di un terzo sul bilancio, e allora la signoria prese questa decisione di diminuire le spese militari, proclamando la neutralità disarmata nella speranza di salvare il bilancio. E quella neutralità disarmata poi si protrasse anche per tutti i decenni successivi, per cui poi ci sarà un'altra guerra di successione, questa volta austriaca, sì, e tutta l'Europa entra in guerra, Venezia rimane neutrale e riesce a portarla a casa, perché tutto sommato esce senza colpo ferire. Ci sarà un'altra guerra, quella dei 7 anni, e anche qui secondo Churchill addirittura un prodromo della prima guerra mondiale, una prima guerra mondiale ante litteram, perché combattuta su tutti i continenti, e anche in questo caso Venezia riesce a oltrepassare la bufera dichiarando la neutralità disarmata, e fino all'arrivo di Napoleone. Napoleone giunge in Italia dal Piemonte nell'aprile del 1796, e i veneziani non si aspettavano che nel giro di pochissimi mesi, perché nell'aprile Napoleone del 96 era in Piemonte e già il 1° giugno entrava a Verona, per capirci, per cui i veneziani non si aspettavano che nel giro di pochissimi mesi Napoleone, che aveva un esercito di gran lunga inferiore in termini di numeri rispetto ai piemontesi e agli austriaci, che gli sbarravano la strada, non si aspettava un'avanzata così veloce e fulminea da parte di Napoleone, e Venezia venne presa alla sprovvista. È pur vero che pensava di riutilizzare la strategia che aveva sempre utilizzato nei decenni precedenti, e quindi anche quella nuova tempesta bellica portata dal Bonaparte magari poteva essere scansata con la solita strategia della neutralità disarmata. Questa volta invece non ha funzionato. Non ha funzionato. Però Alberto, esatto. Però si racconta, insomma, si dice che sì, nel 1600 giustamente, come ha fatto il suo percorso, però 1700 era ancora un anno di commerci, di attività, cioè anche culturalmente era molto dinamica Venezia, ecco. E questo fatto è imputabile alla classe dirigente che non ha saputo cogliere la debolezza che andava maturando, oppure da fattori esterni? Ecco, come noi proprio siamo arrivati a questa debolezza che lei giustamente dice non ce la fa più Venezia a difendersi? Sì, lei cita giustamente 1700, in effetti quando si parla di Venezia è ambivalente, perché se lo si analizza in termini di politica estera e potenza militare, Venezia ha cominciato a ritrarsi nel proprio guscio dopo la pace di Passarovitz del 1718. Però è anche vero che per decenni la vivacità interna del popolo veneziano, la capacità di produrre cultura, la vivacità nei commerci fu straordinaria. Solo da un punto di vista culturale basterebbe citare qualche nome per capire quanto invece dal punto di vista interno il popolo veneziano fosse ancora particolarmente effervescente. Non so, pensiamo all'arte, per dire, possiamo citare dei nomi straordinari: Giambattista Tiepolo, il Canaletto, tutto il vedutismo, un filone enorme, quindi. Esatto. Giambattista Tiepolo, per dire, che ha lavorato ovunque a Venezia, ma praticamente viveva senza fissa dimora, perché continuava a trasferirsi da una committenza all'altra, non aveva tempo di tornare a casa, lavorava a Venezia, in Germania, in Spagna, c'era un'attività straordinaria dal punto di vista, non lo so, letterario. Pensiamo qualche altro grande nome del Settecento veneziano: Lorenzo da Ponte è stato il più grande librettista di Mozart, sì. Gli ha scritto Così fan tutte, gli ha scritto le nozze di Figaro, il Goldoni, che è diventato importante. Il Goldoni, sì. Esatto, il Goldoni, insomma, è un nome, diciamo che addirittura il Goldoni ha contribuito con le sue commedie a conferire dignità letteraria e quindi autonomia linguistica al veneto, perché ricordiamo che la lingua veneta noi la consideriamo un dialetto, ma di per sé è una lingua vera e propria da un punto di vista linguistico, perché ha una sua tradizione, ha delle sue regole ben precise e c'ha tutta una dignità
nella tradizione letteraria, a cui ha contribuito anche Goldoni, che ne fanno una lingua a tutti gli effetti. Certo, Ma certo. pensiamo anche alla musica, no? Vivaldi, Nel sì. 1600 con l'opera di Monteverdi, ma poi Vivaldi nel 1700, insomma Venezia, per non parlare del carnevale che durava moltissimi Sì. mesi all'anno e che attraeva turisti da tutta Europa. La popolazione veneziana raddoppiava quando c'era il carnevale, per cui era un tripudio di divertimenti, di energie e anche di ricerca della cultura piuttosto che di ogni altro tipo di stravaganza, insomma. E quindi da questo punto di vista era molto vivo. I patrizi, ecco, I patrizi, il patriziato, allora, diciamo così che i patrizi cominciano a dividersi sempre di più nel 1700. Teniamo conto che l'eguaglianza all'interno del patriziato era un valore a cui tenevano molto i veneziani, per secoli ci hanno tenuto, non sono mai stati tutti uguali i patrizi, c'è sempre stata qualche famiglia più importante di qualcun'altra, però nel 1700 le differenze si acuiscono molto, addirittura si formano, diciamo, non de iure, non di diritto, ma di fatto si formano 3 categorie sempre più riconoscibili e distinte. Poche famiglie, chiamate famiglie senatorie, erano le famiglie patrizie più ricche che potevano accedere alle cariche più alte e quindi potevano accedere al Senato e a tutte quelle cariche che dipendevano dal Senato. Ma cominciano a essere sempre meno queste famiglie, perché per accedere a quelle cariche ricordiamo che c'era bisogno di un grande potenziale economico alle spalle, perché quando i patrizi assumevano certe cariche erano più i soldi che dovevano investire che non quelli che recuperavano, nel senso che Venezia, lo Stato veneziano un pochino rimborsava le spese, ma si sapeva già che ricoprendo ruoli di alta responsabilità erano più i soldi che un patrizio doveva metterci di quelli che guadagnava. Per tornare al discorso del servizio allo Stato, no? Cioè la classe veneziana serviva allo Stato anche economicamente, perché ci metteva del suo. Però questo significava che cosa? Che da un certo punto in poi solo poche famiglie, quelle che potevano permettersi di pagare le spese associate a certe cariche, potevano ambire ai ruoli più alti, appunto queste famiglie senatorie. Poi c'era un secondo gruppo, le famiglie cosiddette giudiziarie, che erano coloro che non erano ricche ma erano comunque benestanti, potevano ambire alle cariche mediane, quelle delle quarantie cosiddette, e cioè dei tribunali fondamentalmente. E poi c'erano, e questi erano la maggior parte da un certo punto in poi, le famiglie più povere, patrizie però povere, alcune molto povere, perché ricordiamo che il patriziato è un titolo giuridico non economico, per cui si nasceva patrizi, ma se si fosse stati colti dalla mala sorte si poteva anche impoverire. E questi ultimi erano i Barnabotti, patrizi però tendenzialmente poveri e anche poco istruiti, chiamati Barnabotti perché appunto generalmente prendevano delle case in affitto dove l'affitto costava poco nella zona della chiesa di San Barnaba a Venezia. Ecco, e allora cosa succede? Che il patriziato comincia a spaccarsi, molti patrizi cominciano, specialmente i Barnabotti, cominciano a vedere nello Stato non più una realtà di un valore superiore da servire, ma semplicemente un meccanismo burocratico a cui chiedere una mansione retribuita per avere stabilità economica. Molti altri patrizi cominciano a fuggire dalle cariche più alte, quelle che richiedono maggiore responsabilità, o perché non erano troppo interessati ad assumersi quella responsabilità, e quindi torniamo al discorso della diminuzione, diciamo, del senso patriottico, oppure perché non avevano soldi per poterla mantenere quella carica. Tanto è vero che ci sono delle leggi nel 1700 che comminavano diverse multe a quei patrizi che si rifiutavano di ricoprire una carica a cui erano stati destinati. Però questo non è un bel segnale, perché significa che c'è un forte scollamento tra l'attaccamento alla patria, in questo caso a Venezia, e l'interesse privato, e l'interesse privato comincia ad avere la meglio sul servizio per il bene superiore, che è quello della collettività. Per cui diciamo la proprietà comincia ad avere la precedenza sulla sovranità, l'economia sulla politica, ecco, possiamo anche dire così.
Però andiamo anche un po' al Doge, no? Quel Doge, Ludovico Manin, sì. che tanto si è criticato, qualche altro dice che è stato anche bravo perché insomma non ha voluto creare disastri a Venezia, uno spargimento di sangue, insomma aveva capito che Napoleone era terribile, era pericoloso. Ecco, che figura è stata Alberto? Allora, anche qui naturalmente ci sono diverse scuole di pensiero. Lui tutto sommato ha avuto la sfortuna di essere doge nel momento in cui, quel 12 maggio del 1797, il Gran Consiglio, su pressione naturalmente di Napoleone, che aveva dichiarato guerra a Venezia, si scioglie. Quindi c'è un autoabdicamento, diciamo, dell'aristocrazia e del doge dal loro ruolo naturale. Allora Ludovico Manin sicuramente non era un cuor di leone, ecco, quello a livello personale ha sempre tenuto un profilo piuttosto basso, lui era un friulano tra l'altro di origine, sì. E venne fatto doge, questo lo dicevano già i contemporanei, perché era ricchissimo. Ancora oggi a Passariano c'è la Villa Manin, molto bella, se sì. qualcuno c'è stato vorrà andarci, consiglio la visita, che è più che una villa, una piccola reggia, insomma lì si capisce il tenore economico della famiglia Manin. Per i motivi che dicevo, le case veneziane languivano, per cui c'era bisogno di un doge che insomma ci mettesse del proprio per tamponare le falle, diciamo così. Ecco, lui assunse un po' torto collo quel ruolo. A un certo punto, quando le cose cominciano a mettersi male, chiede anche di abdicare, però non glielo consentono. Lui non ha mai avuto l'idea o l'intenzione di resistere militarmente all'invasione napoleonica, ha sempre fatto proprio una visione un po' disfattista, per cui non ci sarebbe stato nulla da fare, e tanto valeva salvare il salvabile, salvare la città, salvare soprattutto le sostanze dei patrizi, concedendo a Napoleone tutto quello che Napoleone avesse richiesto, per cui poco prima di quel 12 maggio, diciamo che la dichiarazione di guerra ufficiale è del 1° maggio del 1797, con quel manifesto famoso emanato da Palmanova, da Napoleone, e da quel momento in poi la classe patrizia veneziana, anche prima, ma da quel momento in poi in maniera emblematica, cala completamente le braghe e sostanzialmente manda degli emissari al Bonaparte, dicendo che avrebbe potuto chiedere qualsiasi cosa e i veneziani, pur di evitare la guerra, la distruzione della propria città, l'avrebbero fatta. Poi, per carità, è vero che Napoleone fu bravissimo a bluffare e a giocare anche sul proprio mito, perché nel giro di pochi mesi aveva sconfitto ripetutamente sia i piemontesi sia gli austriaci, per cui si presentava a Venezia con il mito dell'invincibilità. Aveva un carattere fortissimo, e quando riceveva personalmente gli emissari veneziani, e anche quando era in torto marcio e gli emissari veneziani dovevano rimproverargli tutta una serie di malefatte, di razzie, di rapine che le truppe francesi stavano facendo sul territorio, non riuscivano neanche ad aprire bocca, ed anzi i ruoli si rovesciavano. C'era Napoleone che riusciva sempre a trovare il modo per riversare su questi poveri malcapitati veneziani tutti gli improperi, tutte le accuse, tutte le offese, tutti gli insulti, per cui ogni volta se ne andavano un po' con la coda tra le gambe, ma soprattutto era molto bravo a usare, parlo sempre di Napoleone, l'arma della minaccia. E i francesi durante la rivoluzione francese avevano fatto vedere che insomma con gli oppositori politici o con i nemici facevano sul serio. In Vandea i controrivoluzionari sono stati sterminati completamente nel 1793, quindi 3 anni prima. Si parla di 250.000 morti, una guerra civile tremenda. A Tolone lo stesso Napoleone era ancora molto giovane, un ufficiale d'artiglieria. Tolone si era ribellato ai francesi, voleva consegnarsi agli inglesi, intervengono Napoleone e altri ufficiali, cacciano gli inglesi, ne fucilano 1.000.000 senza neanche processo. Quindi faceva paura, insomma, ecco, questo. Lui era molto. Dopo anche lui a volte bluffava, perché non sempre aveva la possibilità effettiva di realizzare quello che andava minacciando, però dopo, sa, col senno di poi è facile, noi dovremmo metterci nei panni dei contemporanei. Ecco, c'è una cosa effettivamente che ha giocato un ruolo cruciale in negativo, e cioè il fatto che la classe dirigente veneziana
era convintissima che ci fosse una quinta colonna giacobina di enormi proporzioni diffusa un po' su tutto il territorio veneto. Quindi parliamo di bergamaschi, bresciani, veronesi, veneziani, ideologicamente vicini a Napoleone, quindi li chiamiamo giacobini, no? Venivano chiamati giacobini, che erano pronti ad allearsi con Napoleone e a ribellarsi al governo di San Marco. E addirittura qualcuno diceva che anche gli Schiavoni, quei soldati dalmati che nei secoli sono sempre stati fedelissimi alla Repubblica, anche loro erano pronti ad ammutinarsi. Per cui già Venezia aveva poche strutture militari e non era nemmeno troppo sicura della fedeltà dei propri uomini. Questo ha torto perché pensi che in quei giorni, in quei mesi si pensava che a Venezia, parlo proprio di Venezia città, ci fossero 16.000 giacobini, 16.000. Poi a conti fatti a posteriori non arrivavano neanche a 300. Cioè Venezia, il governo veneziano godeva di una fiducia e di una fedeltà che non si aspettava addirittura, cioè in quel momento pensava di essere in una situazione molto più critica e se ne accorsero i patrizi quel 12 maggio 1797, quando termina quella burrascosissima riunione al Maggior Consiglio in cui si vota per l'abdicazione dei propri ruoli, quindi per la fine della Serenissima. Poi tra l'altro una riunione molto strana perché mancava anche il numero legale, per cui di per sé neanche valida. Sì, di per sé non era neanche valida, però alla fine vede, come dicevo prima, quando c'è una pressione, quindi una forza che spinge verso una direzione, il diritto o ha una forza per opporsi alla forza ingiusta che fa pressione, se no soccombe, e questo è un altro esempio. Una deliberazione non valida legalmente, ma nessuno gliene ha importato niente, è stata presa per valida e si è andati avanti così perché c'erano le armate francesi in laguna pronte a intervenire. Sì, esatto. Insomma, quando finisce quella riunione, i nobili molto mestamente, perché capiscono che era finita una storia millenaria, se ne tornavano a casa. C'era una piazza San Marco gremita di persone, tutti curiosi per vedere, perché erano consapevoli dell'appuntamento storico a cui stavano assistendo, e la scena deve essere stata glaciale perché c'era questa piazza San Marco completamente in silenzio, carica d'attesa, di tensione, forse anche di paura. E ad un certo punto c'era questo vecchio generale Salimbeni, veronese tra l'altro, è un personaggio che era stato beneficato lui e la sua famiglia in tutti i modi dalla Serenissima, ma che evidentemente non fu molto grato perché fece il salto della barricata e si schierò con i giacobini. Ecco, in quel momento lì, con questa piazza San Marco completamente in silenzio, questo vecchio generale a un certo punto urla: "Viva la libertà!" Che era in quel caso lì era chiaramente un grido filo giacobino, quindi filo francese, certo. Pensando di dare vita dare via alle danze. E la risposta è stato un silenzio ancora più cupo, ancora più teso, ancora più carico di tempesta. Fortuna per lui volle che fu pronto di riflessi, perché in pochi secondi cambiò immediatamente, versante, e subito urlò: "Viva San Marco!" Perché rischiava. A quel punto tutti hanno risposto "Viva San Marco", ed è cominciata una piccola rivolta contro i giacobini, guidata dagli arsenalotti e da quei schiavoni che non erano ancora salpati, a dimostrazione che in realtà la stragrandissima maggioranza delle persone era per San Marco, per la Repubblica, e non c'erano tutti questi 16.000 giacobini. Però ormai i giochi erano fatti. Se Venezia avesse voluto difendersi dall'aggressione francese, lo avrebbe dovuto fare ben prima, cioè quando ancora gli austriaci sul Mincio, a Borghetto, cioè al confine tra il veronese e il bresciano, ecco, dove c'è il fiume Mincio che funge da confine tra la Lombardia e il Veneto, probabilmente era lì che Venezia doveva, alleandosi in qualche modo con gli austriaci, unire le forze e respingere la minaccia francese. Rimase fedele a questa neutralità disarmata e ne pagò il fio fino alla fine. Certo, e quindi diciamo che è stato sto atteggiamento così di isolarsi, perché neutralità vuol dire anche
isolarsi dalle altre forze non è più in grado di affrontare questa furia di Napoleone che veniva avanti, certo. E che aveva capito tanto la ricchezza, la potenza di questo Stato appunto veneziano, forse il più importante d'Europa o quasi dell'epoca, e quindi anche la facilità di aggredirlo e di poterlo conquistare, perché poi è andata a finire così col trattato di Campoformido, no? Quindi in ottobre, il 17 ottobre 1797 arriva lì e quindi consegna il nostro Veneto all'Austria. Ecco, Leoben, questa località austriaca, Alberto, lì cosa è successo? Mi scusi, non ho capito. Leoben, località. Leoben. Sì, lì c'erano stati, c'erano stati i preliminari di Leoben, sì. Che sono stati i preliminari a Campoformio in sostanza. E quei preliminari sono del 18 aprile del 97, sì. Campoformio qualche mese più tardi, come diceva lei, del 17 ottobre. E lì cosa succede? Che anche lì Napoleone se la gioca bene, insomma, perché lui si spinge fino a Jügenburg, siamo in Austria, siamo a qualche decina di chilometri da Vienna. Mai nessuno avrebbe sospettato che nel giro di pochissimo Napoleone, partendo dalla Francia e attraversando l'Italia, sarebbe arrivato a poche decine di chilometri da Vienna. Però a quel punto lì per Napoleone si mette malissimo, perché militarmente parlando si rende conto che non riesce più ad avanzare, perché l'esercito austriaco oltre era molto compatto e poteva combattere in un territorio amico, aveva le linee di rifornimento molto serrate, molto vicine, per cui potevano arrivare cibo, armi, medicinali, e invece Napoleone si era spinto troppo a nord perché aveva le linee di rifornimento indietro di giorni, per cui ci mettevano molto ad arrivare qualsiasi tipo di materiale, e dopo si trovava in un territorio totalmente avverso, perché sia i tirolesi sia i marciani, i veneti, non potevano vederli i francesi. C'erano state una serie di insurrezioni dove chiaramente la popolazione si era schierata o per San Marco da un lato o per gli Asburgo dall'altro lato, per cui Napoleone non aveva la forza per avanzare, ma aveva anche paura di arretrare, perché se fosse arretrato avrebbe dimostrato la propria debolezza e quindi facilmente le popolazioni si sarebbero sollevate, a questo punto forse anche trascinando con sé l'appoggio politico di Venezia, perché vedendo in difficoltà Napoleone, e qui ebbe un colpo di genio dal suo punto di vista. Militarmente era finito, poteva risolverla solo a livello politico quella situazione, e quindi pensò di convocare i plenipotenziari austriaci e di proporre loro dei preliminari per la pace, che poi appunto sarebbe stata ratificata a Campoformio. E in quel modo lì Napoleone si sarebbe ritirato, ma non come lo sconfitto o il debole di turno, ma come il pacificatore, colui che aveva obbligato, arrivando fino a poche decine di chilometri da Vienna, aveva obbligato l'Austria a sedersi al tavolo delle trattative e a stringere la pace, no? E cosa che funzionò del resto, e in quei preliminari fondamentalmente abbiamo già il trattato di Campoformio. Dopo è stato un pochino limato il trattato di Campoformio, ma cosa accadde? Che in quei preliminari si stabiliva che c'era uno scambio di territori, sì. Cioè Napoleone sapeva che per ottenere la pace dell'Austria doveva darle qualcosa, perché funziona così ad una pace generalmente, c'è un do ut des, per cui Napoleone voleva conservare assolutamente i domini in Lombardia, che nel frattempo era diventata la Repubblica Cisalpina, in Lombardia e in Emilia, sì. E che erano stati strappati in parte agli austriaci e in parte a Venezia, però doveva dare qualcosa, e a questo punto sul piatto della bilancia comincia a pensare che potrebbe dare proprio San Marco agli Asburgo. Da secoli Venezia era un obiettivo dell'impero austriaco, però per secoli non riuscì a metterci le mani sopra, e quello era l'occasione d'oro, cioè gli austriaci cominciarono ad essere molto attenti a questa offerta di Napoleone, perché è vero che perdeva la Lombardia, ma ottenevano lo Stato Veneto, e diciamo fino all'Adige, per cui tutto il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l'Istria, la Dalmazia. Però c'era una clausola, cioè perché i plenipotenziari austriaci erano
più attenti a Napoleone alle esigenze del diritto internazionale. Napoleone non gliene è mai importato più di tanto. Gli austriaci invece dissero che avrebbero potuto incamerare lo Stato veneziano cedendo la Lombardia, solo però in maniera legale, cioè solo se Napoleone ne fosse venuto in possesso in maniera formalmente legittima e poi in quanto suo possesso l'avesse ceduta all'Austria. E quindi Napoleone a quel punto lì, e ripeto siamo nell'aprile del 97, aveva 3 mesi di tempo per mettere le mani su Venezia, perché quei preliminari di Leoben avevano anche una scadenza, dovevano tradursi in una pace definitiva entro 3 mesi, se no sarebbero sfumati. E quindi Napoleone morde il freno e comincia a cercare di capire come potrebbe procurare un casus belli per dichiarare in maniera guerra a Venezia in maniera, diciamo così, legittima o giustificabile agli occhi delle grandi potenze. E allora fa di tutto per creare tensione, per creare gli scontri. Sapeva che per quanto provocasse il Senato veneziano, Venezia non si sarebbe scossa dallo stato di neutralità, perché già l'aveva provocato in tutti i modi e non c'era verso di farla scendere sul piede di guerra, e sapeva anche di non contare sui giacobini locali. Ci aveva provato, perché a Bergamo e a Brescia ci fu una farsa, quei pochissimi giacobini locali che simpatizzavano per Napoleone scesero in strada tentando di fare una mezza rivoluzione, chiedendo un cambio di governo, di separarsi da San Marco, ma non avevano assolutamente le forze, perché ripeto erano pochissime centinaia, e riuscirono a rivoluzionare sia Bergamo che Brescia con l'aiuto dell'esercito francese, perché il giochino era un po' questo: i francesi non volevano direttamente apparire come coloro che conquistavano le città, facevano scendere in piazza i giacobini locali. Questi avrebbero creato disordini, avrebbero obbligato le autorità legittime di San Marco a intervenire per sedare il disordine. I giacobini locali avrebbero chiesto aiuto e l'intervento dei soldati francesi, i quali avrebbero fatto bella figura a intervenire, pacificando la situazione, riportando la calma, dicendo che ormai sotto San Marco era l'anarchia e che qualsiasi tafferuglio era ormai illecito, per cui c'era bisogno di una nuova disciplina, e con questa scusa si presero Bergamo, Brescia, tentarono di prendere anche Verona, riscoppiarono le Pasque veronesi, andò un po' diversamente. Però insomma il problema rimaneva come fare a creare questo casus belli, e alla fine sono 2 i pretesti creati e poi utilizzati da Napoleone per dichiarare guerra a Venezia. Uno fu proprio le Pasque veronesi, che furono contemporanee ai preliminari di Leoben, tra l'altro. Quindi per una settimana i veronesi scesero nelle piazze, ci furono degli scontri tremendi con le truppe d'occupazione francesi, scontri voluti dai francesi, perché furono i francesi ad aprire il fuoco sulla popolazione veronese, questa scende nelle piazze, e i francesi fanno male i conti perché ottengono la rivoluzione che si aspettavano di ottenere per incolpare San Marco, però le cose sfuggono di mano e i francesi cominciano a ritirarsi, e i veronesi riescono in qualche modo a riottenere il controllo più o meno della città per una settimana, ma poi arrivano i rinforzi dei francesi, quindi parliamo di migliaia di soldati irregolari, e naturalmente per la città non c'è più scampo. Però quello fu uno dei pretesti utilizzato da Napoleone per accusare Venezia di avere sobillato la ribellione dei veronesi, laddove non c'è nessun dubbio furono i francesi a far di tutto per farla scoppiare e anche ad aprire il fuoco con l'artiglieria. E dopo ci fu l'altro pretesto. Cerco di essere velocissimo perché vedo che tra poco il nostro tempo purtroppo scade. Esatto. Il famoso episodio del Liberatore d'Italia. In pratica era una nave francese che si chiamava Liberatore d'Italia, che entra nel porto di Venezia anche se non avrebbe potuto entrare, ma entra appositamente proprio per il Lido. Il comandante del Lido, ed era vietatissimo per qualsiasi nave nemica entrare ovviamente nel Lido perché dopo si era a Venezia, il comandante del Lido fa fare fuoco ai cannoni d'avvertimento per avvertire il comandante francese che non poteva entrare. Questo naturalmente prosegue perché si voleva creare l'incidente. A un certo punto una palla di cannone colpisce la nave, il comandante muore e poi la nave viene abbordata e saccheggiata da dei
da dei soldati che venivano dalle bocche di Cattaro, quindi alle veneziani, insomma. E questo episodio è tra l'altro del 20 aprile, per cui siamo lì, no? Il 18 aprile i preliminari di Leoben, contemporaneamente fatalità scoppiano le Pasque veronesi, e contemporaneamente 2 giorni dopo fatalità c'è questo incidente del liberatore d'Italia, subito preso a pretesto da Napoleone, per cui il 1° maggio dichiarazione di guerra che cita una serie di motivi, insomma tutti pretestuosi, ma i 2 motivi più forti erano proprio questi: Pasque veronesi e liberatore. Venezia prende paura e, come dicevamo prima, non vuole come dire, essere invasa dalle truppe francesi, e un paio di settimane dopo, il 12 maggio, abdica e di fatto viene creata questa nuova municipalità che era un organismo politico filo francese. Certo, questa municipalità poi come ha preso in mano, diciamo, il governo, Alberto, cosa è successo dopo con questa municipalità? Diciamo che lì le cose hanno cominciato ad andare di male in peggio, perché hanno provato, questa municipalità era formata da 60 membri, tutti nominati dai francesi, per cui non c'era nulla di democratico. No, lo dico perché le parole d'ordine dei francesi erano democratizzare un governo oligarchico, aristocratico come quello di Venezia, ma si comportarono come truppe d'occupazione a tutti gli effetti. E erano questi 60 membri veneziani nominati dai francesi che di fatto diventano i fantocci locali dei francesi, perché 4 giorni dopo, quindi il 16 maggio, viene firmata la pace. Tra l'altro tutta una questione cioè è Napoleone che si inventa una guerra, che dichiara la guerra e che dopo firma la pace, ma non era stato sparato un colpo a Venezia, per cui sono tutti giochi formali che consentivano a Napoleone di mettere le mani su Venezia, sostanzialmente. Quello che voleva. Comunque, viene firmata questa pace nei confronti di una guerra che di fatto non c'era neanche stata, ma ovviamente questa pace cosa prevedeva? Una marea di denaro e di indennizzo ai francesi, anche questa era un'altra scusa per mettere le mani, e quindi 3 milioni di lire torinesi ai francesi, 3 milioni in valore di strutture materiali, soprattutto marinare, dell'arsenale ai francesi, e 20 dipinti scelti dai francesi dovevano finire a Parigi, e 500 manoscritti, tutto secondo questa pace di una guerra che non era neanche scoppiata, e la municipalità deve onorare a questa pace, c'è poco da fare, per cui tra le varie cose non sapeva più che pesci pigliare e comincia a svuotare la municipalità veneziana, e prima ancora dei francesi la municipalità veneziana comincia a svuotare le chiese, le scuole, quindi le sedi delle corporazioni, i conventi, i monasteri, alcuni palazzi dei patrizi, mando tutto in fornace all'arsenale e cominciano a mandare lingotti d'oro e d'argento, ecco, e così cominciano a spogliare Venezia. Certo, e bruciano il bucintoro. Che ne fanno di tutti i colori, veramente. Allora, siccome noi siamo arrivati alla fine, Alberto, allora la causa secondo lei proprio principale, la neutralità, l'esercito che non c'è mai stato, oppure una classe dirigente debole, impaurita, un doge un po' timido, non so, proprio giusto per concludere, secondo lei? Ma io direi 2 cause principali, una da non sottovalutare assolutamente, lo svilimento dello spirito patriottico, perché dove più nessuno è disposto a sacrificarsi per il bene pubblico è chiaro che tutto piano piano comincia a frantumarsi, e quella è una tensione morale che a Venezia c'era e che nel Settecento ha cominciato a venire meno, e dopo certamente anche le cause economiche hanno contribuito. Avere perso un po' tutto lo Stato da mar significava creare degli squilibri che hanno incrinato la compattezza della classe dirigente e che ha portato questi esiti nefasti. Ecco. Bene, allora noi siamo arrivati proprio a chiudere il cerchio, diciamo, a completare questa narrazione importante, molto significativa, molto anche toccante, insomma, per chi è appassionato di storia. Lei l'ha resa veramente molto molto interessante. Mi dicono qua quante cose, quanti errori ha combinato Venezia. Ecco qua, faccio sintesi degli ultimi messaggi. Certo, tutti errori che si potevano evitare, penso, no Alberto? Quindi quella del senno di poi è una scienza esatta. Ecco,